pomeriggio nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, i funerali di Sammy Basso, sarà lutto cittadino, continuano i messaggi di cordoglio e ricordi come quello del liceo da Ponte a Bassano, un punto di riferimento per la scuola. Ancora maltempo in arrivo sul Veneto con una perturbazione che domani porterà piogge anche molto abbondanti, specie sulle aree pedemontane e prealpine, allerta arancione in 6 aree. Delitto di Palermo del Grappa, il 18enne reo confesso dell'omicidio di Bled Ardei ammesso a rito abbreviato condizionato con lo sconto di pena, potrebbe anche ottenere la messa in prova. 3 furti subiti in casa, sparito anche un cucciolo di pastore tedesco, l'esasperazione di un pensionato di Cismon del Grappa. Ad un anno dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, intensificati i controlli al ghetto ebraico di Venezia, momento di raccoglimento per la comunità occupante. Antisemitismo montante, spiega il presidente Calimani. Eccezionale intervento medico a Campo San Piero, dove un 75enne di Trebaselega è stato salvato dopo ben 9 arresti cardiaci. La Dunata Triveneta degli Alpini 2027 sarà ospitata da Treviso. L'annuncio ufficiale del sindaco Conte: sarà una festa memorabile. Per la prima volta le penne nere sfileranno in Piazza dei Signori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Come prima notizia vediamo insieme quello che è il nostro sondaggio di oggi ed è dedicato alla politica e al raduno della Lega che si è tenuto ieri a Pontida. Il premier ungherese Orbán, Bolsonaro, il generale Vannacci sono stati tra i protagonisti di Pontida, dove Salvini ha lanciato l'alleanza dei patrioti. Ecco dunque che vi chiediamo: Pontida è diventato un raduno di destra? Potete esprimere la vostra opinione con una chiamata gratuita, i numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21. Ed ora torniamo a parlare della scomparsa di Sammy Basso. Venerdì pomeriggio si terranno i funerali e a Tezze sul Brenta sarà lutto cittadino. Intanto anche l'università, anche dall'università e dal liceo scientifico che aveva frequentato arrivano messaggi toccanti. Si svolgerà venerdì pomeriggio, l'11 ottobre, agli impianti sportivi di Tezze capoluogo, il funerale di Sammy Basso, il biologo scomparso improvvisamente sabato sera. Era il più longevo al mondo malato di progeria, avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1° dicembre. Alla ricerca per contrastare e curare la patologia aveva dedicato tutta la sua vita. Proprio dall'Ateneo Patavino, dove Sammy Basso si è laureato e specializzato in biologia molecolare, è la rettrice Daniela Mapelli che ha inviato un toccante messaggio in suo ricordo. Ragazzo gentilissimo, dotato di una smisurata energia e voglia di vivere, ha scritto, determinato nel perseguire i suoi obiettivi. Lo ricordiamo non solo come perfetto studente, ma anche come ottimo insegnante. E anche dal liceo scientifico Jacopo da Ponte, che Sammy aveva frequentato, dal dirigente arrivano parole colme di commozione. La sensazione di sgomento, di dolore è ancora davvero forte. Tanti qui che lo hanno conosciuto, i docenti, sono ancora molto scossi, però al tempo stesso, oltre ad un evento così doloroso, stanno riportando alla luce tutti i ricordi bellissimi, stupendi della presenza di Sammy in istituto, prima come studente e successivamente, data la sua grandissima capacità di testimonianza, la sua competenza che ormai è raggiunta a livelli accademici importanti, era un ospite gradito di lezioni, di assemblee studentesche e di fatto era come se fosse costantemente impegnato al Da Ponte, cioè fosse una presenza, una componente della scuola, ed è così che appunto ci piace ricordarlo. Ed è proprio il preside che ha voluto omaggiare Sammy leggendo un passo del suo libro che racchiude tutto il suo modo di essere e vivere. Se avessimo il coraggio di scavalcare i muri delle nostre piccole paure, tanti rapporti apparentemente impossibili si risolverebbero con un sorriso e una stretta di mano, anche perché le diversità arricchiscono e vanno incoraggiate. Sammy era la mia anima, le parole di Andrea Fontana, amico del giovane biologo scomparso sabato sera. La nostra amicizia è iniziata per caso un po' di anni fa, perché un nostro collega macellaio ce l'ha presentato e abbiamo raccolto dei fondi per lui. È stato amore a prima vista
e poco dopo gli ho chiesto, siccome io ho la passione delle maratone, gli ho chiesto se veniva a correre una maratona con me, senza sapere cosa fosse una maratona o come potesse correrla. Ha detto subito sì, e questo è stato amore a prima vista. Una grande amicizia univa Sammy Basso ad Andrea Fontana, imprenditore che si era allegato al giovane ricercatore e con cui aveva condiviso tante passioni e l'impegno per la raccolta fondi per l'associazione AIPROSAB, fondata assieme ai genitori Laura Lucchini e Amerigo Basso per portare avanti la ricerca sulla progeria da cui era affetto il biologo Tedarota. Un legame profondissimo tra i due, confermato anche dal grande quadro che rappresenta il sorriso di Sammy Basso, realizzato dal pittore trevigiano Paolo Socal, cui Andrea Fontana è particolarmente affezionato. È stata la mia anima, quindi qualsiasi cosa di bello facessi nella mia vita, oltre a coinvolgere la famiglia, coinvolgevo lui. Lui era la parte intelligente di me, io ero il braccio, lui era la mente, non c'è nient'altro da dire, lui era enorme. Assieme avevano partecipato a tanti eventi, iniziative, concerti. Lui era una persona che sapeva mettere a proprio agio tutte le persone, metteva a proprio agio i bambini, gli adulti, e stava bene con tutti, ed era una persona che sapeva stare in mezzo alla gente con carattere. Era bello andare con lui, perché fare festa con lui era bello. Trovava sempre la parte tecnica di tutto, era molto attento alle persone, alle cose attorno, però era bello vivere con lui certi momenti, sì. E Fontana riporta al nostro microfono quelle che erano le parole di Sammy, perché siano un messaggio per tutte le persone. Vivi la vita al 100%. E sono già numerose le iniziative per ricordare Sammy Basso. A Bassano in settimana si terranno i consigli di istituto delle scuole superiori Einaudi, Remondini, Scottone del liceo scientifico da Ponte che Sammy aveva frequentato, dove su iniziativa dell'ufficio scolastico regionale si proporrà l'intitolazione del nuovo campus del centro studi al biologo di Tezze sul Brenta. Il parco, un ampio spazio verde, sarà affidato agli studenti e alle studentesse che avranno il compito di renderlo il più possibile aderente alla figura e alla personalità di Sammy Basso. Ancora maltempo in arrivo sul Veneto, con una perturbazione che domani porterà piogge anche molto abbondanti, specie sulle aree pedemontane e prealpine. Allerta arancione su mezzo Veneto dalle 12 di domani martedì fino alle 14 di mercoledì 9 ottobre. Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che la regione si trova di nuovo alle prese con l'incubo di allagamenti e frane. La protezione civile prevede precipitazioni estese dalla mattina in intensificazione nel pomeriggio, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con quantitativi molto abbondanti nelle zone prealpine e sulle Dolomiti meridionali. Si accendono di arancione le aree del Piave, Alto e Pedemontano, l'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Monti Lessini, e per la sola allerta idraulica i bacini di Livenza, Levene e Tagliamento. Allerta gialla per il Basso Piave ed il Sile, dove comunque l'attenzione è alta e sono ancora evidenti gli effetti degli allagamenti di venerdì. Che io stamattina sono andato al porticciolo e ancora oggi abbiamo l'acqua che invade la passerella, dunque vuol dire che insomma c'è molta difficoltà a farla defluire. I sindaci di Casiere e Casale chiedono l'apertura di un tavolo permanente con gli altri comuni che si affacciano sul Sile e gli enti preposti. Che noi sindaci abbiamo sostanzialmente la parte, diciamo, a valle di tutto questo, come vogliamo chiamarlo, procedimento emergenziale, quindi noi approntiamo l'assistenza alla popolazione insieme alle nostre protezioni civili, quindi interveniamo sempre al momento in cui si verifica l'evento, quindi vorremmo un attimo cercare di avere la possibilità di avere un tavolo dove anche tecnicamente ci fanno capire come è possibile approntare un qualcosa a monte. Abbiamo bisogno che gli enti competenti vengano ad un tavolo, che ci sia un tavolo permanente che ci aiuti a comprendere e dove si possono anche magari pensare in sinergia delle soluzioni strutturali. Nel frattempo i sindaci si appellano anche ai cittadini chiedendo una sinergia pubblico-privato nella manutenzione del territorio. A Casier, come anche a Silea, i primi cittadini hanno rinforzato i regolamenti comunali con ordinanze che obbligano alla pulizia dei fossati. Nell'andare a monitorare anche i deflussi delle caditoie e di tutto quello che abbiamo noi, le abbiamo fatti questa settimana e siamo anche tranquilli perché abbiamo visto che non ci sono più di tanti intoppi, vuol dire che il deflusso c'è.
L'arrabbiatura ce l'ho un po' con i privati, cittadini miei, perché bisogna rispettare quelli che tengono puliti i fossati e io vado un po' a colpire quelli che non lo fanno. Non si può sempre dare la colpa agli altri, lasciando magari dei fossati in campagna che occorrono a ricevere abbandonati. E con l'ondata di maltempo prevista per domani, il centro maree del Comune di Venezia annuncia un picco di 110 cm alle 13:30. Al momento non è stato ancora annunciato se si attiverà il MOSE, ma in base alle nuove procedure in vigore da questo mese le paratie dovrebbero essere alzate. La cronaca ora con l'omicidio di Paderno del Grappa. Ha iniziato il processo davanti al giudice per il 18enne, allora minorenne, che il 20 gennaio scorso uccise a coltellate il 38enne albanese Bledar Dedia. Potrebbe evitare le sbarre nonostante il delitto premeditato. Questa è una delle possibilità emerse nella prima udienza del processo presso il Tribunale dei minori di Venezia, che ha visto imputato l'allora 17enne di Pieve del Grappa reo confesso dell'omicidio di Bledar Dedia, 39enne albanese, accaduto il 20 gennaio scorso. A confermarlo l'avvocato della parte civile presente oggi all'udienza. È stata ventilata la possibilità che dopo i supplementi e gli approfondimenti istruttori che il giudice ha disposto si possa approdare ad una richiesta formale di messa alla prova. Questo potrebbe portare ad un'uscita dal circuito penale dell'imputato a fronte di un percorso strutturato di risocializzazione e di, chiamiamola, rieducazione. Quindi probabilmente niente sbarre per il giovane oggi maggiorenne che con un coltello colpì in un fendente mortale al polmone il 39enne albanese all'interno del boschetto di Via dei Carpini a Pieve del Grappa, dove si erano appartati per un rapporto omosessuale. E anche nelle prime udienze in rito abbreviato, con dichiarazioni spontanee e una memoria scritta, il giovane presente in aula davanti al giudice Antonella Toniolo e difeso dall'avvocato Elisa Berton avrebbe ribadito come l'omicidio sia stata una forma di vendetta per un abuso subito precedentemente. L'occasione sarebbe capitata quando l'allora 17enne, che continuava a frequentare una chat particolare, avrebbe capito che l'uomo con cui messaggiava era lo stesso che lo aveva abusato pesantemente e da lì sarebbe scattato nella sua mente la volontà di ucciderlo. E quel sabato pomeriggio nel boschetto avrebbe aspettato che la vittima fosse parzialmente svestita e quindi incapace di scappare per vendicarsi di lui. Quasi un raptus prolungato che l'avrebbe portato a commettere un omicidio con premeditazione e a rischiare oltre 20 anni di carcere. Per questo la giudice ha rinviato il procedimento l'11 novembre. In quella sede verranno sentiti nel contraddittorio i due consulenti PM e difesa sulla dinamica del fatto e sempre in quella data il Tribunale, il giudice per le indagini preliminari, nominerà il perito che provvederà sulla perizia psichiatrica nei confronti del minore. Quindi si confronteranno i due medici legali, ma si stabilirà anche la condizione mentale dell'imputato prima di decidere per la messa in prova. Attualmente il giovane si trova nell'istituto penale per minorenni di Treviso, anche se la difesa ha chiesto il trasferimento. È stata reiterata la richiesta di collocamento in comunità, sono stati sentiti anche gli psicologi che ce l'hanno attualmente in cura, sul punto però il giudice si è riservato una valutazione. Nell'udienza la difesa ha proposto anche un risarcimento alla famiglia della vittima. È stato consegnato un assegno circolare, l'importo lo tengo riservato, in favore della moglie e dei due figli minori e dovrò naturalmente interloquire con la famiglia del signor Dedia per valutare se riterranno congrua la cifra proposta oppure no. È possibile che la sentenza di primo grado si arrivi entro la fine dell'anno, poi bisognerà vedere gli sviluppi anche sul punto della valutazione peritale e sulla capacità di intendere e di volere. 3 furti subiti in casa, sparito anche un cucciolo di pastore tedesco, l'esasperazione di un pensionato di Cismon del Grappa. Perché io ero un guardiacaccia, no? Ero armato. La mia paura di ieri era che mi avessero preso le armi e invece le sono ben custodite e quelle non le hanno toccate, insomma, ecco. Ma la mia paura era quella. E se ne trovasse davanti uno? Io posso dirlo bene, io li sparo, secco. No, non ci sono problemi, no. Arrivando a queste condizioni qua, cosa si fa?
Non ce la fa più Gianpietro Fiorese, che durante la denuncia ha raccontato la sua esasperazione anche ai carabinieri. Pensionato dopo una vita come saldatore in Svizzera e poi in Africa, Gianpietro vive qui nella sua Cismon del Grappa. Era stato alla Fiera Franca di Bassano domenica mattina. Al rientro l'amara sorpresa. Quando sono entrato in casa veramente erano i cassetti tutti aperti, le porte tutte aperte, e da là ho cominciato a guardare cosa avevano portato via. Mi sono trovato che mi è sparita la collezione di orologi vecchi, di valore, con di più avevo preparato, perché dovevo partire per la Svizzera, tutti i documenti, i soldi, più il biglietto del treno, sparito anche quello. Però non ho ancora guardato dappertutto, perché dopo mi è venuto su un po' di nervoso e mi sono lasciato. I ladri sono entrati da qui, dalla cancellata fatta da Gianpietro, con una chiusura particolare difficile da aprire, dopo aver narcotizzato Amy, il suo cane, che la sera non è riuscita a mangiare. Un colpo da più di 10.000 euro. Da giorni lo controllavano, sospetta Gianpietro, che ha trovato queste tracce di pneumatici sull'erba. In 10 anni non è la prima volta. Dopo 3 volte non so cosa pensare. Perché in effetti nel giro di 10 anni sono entrati 3 volte a casa sua, e in più ha anche subito il furto di un cucciolo di pastore tedesco. Esatto, mi è stato portato via anche il cucciolo, e come quando avevo fatto denuncia dei carabinieri mi era stato detto che l'hanno portato via per addestrarlo per fare i combattimenti di cani. Con orologi e soldi, rubati anche i suoi documenti. Questa mattina io ho guardato nella cassetta delle lettere, credevo di trovarlo là dentro, ho guardato ma non c'era niente. Ad un anno dalla strage del 7 ottobre compiuta da Hamas nell'area del ghetto ebraico di Venezia, sono stati intensificati i controlli. Noi non abbiamo voluto fare cose eclatanti, ci ritroviamo in comunità, prima per un momento di incontro con uno scrittore israeliano che ha vissuto il 7 ottobre da Israele, e poi ci riuniremo in una commemorazione religiosa di comunità, diciamo, con pochi amici che ci stanno vicini tutto l'anno, diciamo così, non quelli d'occasione, non quelli che fanno la sceneggiata e la passerella. A un anno dal 7 ottobre scorso, la comunità ebraica veneziana ha deciso di commemorare così le vittime della strage compiuta dal movimento islamico di resistenza palestinese. Oltre 1.000 persone, tra cui molti bambini, hanno perso la vita. Mentre nell'area del ghetto è stata intensificata la presenza delle forze dell'ordine, agenti in assetto antisommossa, polizia, carabinieri, ma anche guardia di finanza e polizia locale. Una disposizione che, se da un lato tranquillizza, dall'altro preoccupa, analizza il presidente Calimani. Il fatto di sentirsi sicuri è un'arma a doppio taglio, perché vedere rafforzata la sicurezza ti dà anche la sensazione che ci sia motivo per doverla rafforzare, e questo ci preoccupa l'antisemitismo montante, spesso irriflesso, che si è sviluppato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e che sta montando sempre di più, senza che ci siano forze politiche, culturali, sociali che capiscano una situazione e che insegnino, che ripetano che la storia la si fa tutti insieme, non la fa una parte sola. Se c'è una tragedia storica, ed è quella che si sta verificando davanti ai nostri occhi, l'hanno fatta 2 popoli, non l'ha fatta un popolo solo. Allora, su questo io vorrei che la gente riflettesse da tutte le posizioni politiche possibili e immaginabili. Un vero trauma, l'ha definito Calimani. Un pogrom così, dopo la Shoah, non ce lo aspettavamo. Siamo tornati ai tempi del Medioevo, quando si ammazzavano ebrei per il gusto di ammazzarli, civili, bambini, stuprati, mutilati. È stato un vero trauma. Quanto sta accadendo però è anche un problema culturale, conclude il presidente. Qui è carente la scuola, è carente l'università. Nelle università, con le proteste che stanno avvenendo, diritto di protestare e di esprimere la propria opinione assoluto, riconosciuto a tutti, purché non violento. Ma non sanno neanche quello che dicono, e chi è che glielo insegna? Chi glielo spiega che quando dicono dal fiume al mare stanno dicendo distruggiamo un popolo? Ma non lo capiscono, non sanno quello che dicono, non c'è cultura. Ma chi gliela deve dare la cultura? Eccezionale intervento a Campo San Piero, dove un paziente anziano è stato salvato dopo 9 arresti cardiaci.
Essere ancora in vita è stata solo questione di secondi. Se oggi Livio, 75enne di Trebaseleghe, può raccontare cosa gli è accaduto, è solo grazie alla tempestività di intervento dei medici dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale di Camposampiero. Sopravvissuto a 9 arresti cardiaci nell'arco di poco tempo. Livio era stato colto da malore a causa di un blocco atrioventricolare di 3° grado. Subito soccorso dai familiari che gli hanno praticato il massaggio fino all'arrivo dei sanitari. A fare la differenza quel venerdì è stata la velocità di intervento. Questo è il messaggio che il dottor Emanuele Bertaglia, direttore dell'UOC di cardiologia dell'ospedale di Camposampiero, vuole mandare. L'intervento, avvenuto 2 settimane fa, dopo l'arrivo in ospedale al 75enne, in nemmeno un'ora è stato impiantato il pacemaker. Dopo un paio di giorni il paziente è stato dimesso dall'ospedale di Camposampiero ed è tornato a casa e ora sta bene. La notizia circolava da qualche settimana, ma ora è arrivata la conferma. Treviso sarà la città della Dunata Triveneta degli Alpini del 2027. Vediamo. Ringrazio davvero tutti gli alpini di Treviso, perché possiamo dire ufficialmente che nel 2027 la Triveneta, la Dunata Triveneta degli Alpini sarà a Treviso, nella nostra città. Dopo Conegliano, fissata per giugno prossimo, e Gemona nel 26 per i 50 anni del terremoto in Friuli, tra 3 anni il raduno del terzo raggruppamento degli alpini si terrà nel capoluogo della Marca. È un evento per noi molto importante che abbiamo chiesto di ottenere ancora ad aprile. E sabato a Merano, nella riunione dei presidenti del terzo raggruppamento, la nostra candidatura è stata accettata. Un'assegnazione all'unanimità che inorgoglisce le penne nere trevigiane, pronte ad organizzare con la stessa puntualità dell'ultima nazionale del 2017 la Triveneta 10 anni dopo. Triveneta che passerà alla storia come la prima sfilata degli alpini lungo Calmaggiore e Piazza dei Signori. Sarà sufficiente sfilare per 6 e quindi, perché chiaramente i numeri sono ridotti rispetto alla Dunata nazionale, seppur immaginiamo, visti anche i raduni precedenti, che ci saranno al giorno della sfilata almeno 15.000 persone che sfileranno. E quindi nella terza settimana, fine settimana di giugno 2027, a Treviso si terrà questo raduno del terzo raggruppamento. Ma adesso ci prepariamo per il 2027, sarà una Triveneta, quindi tutti gli alpini del Triveneto, ma tutti gli alpini d'Italia approfitteranno per venire qui da noi a festeggiare gli alpini, a celebrare gli alpini, a ringraziare gli alpini per tutto quello che svolgono 365 giorni all'anno a servizio della comunità. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.